Giuseppe Chanot, parliamo di questi meccanismi che attraverso la mafia, attraverso l'oppressione coloniale insinuano nei popoli oppressi questa falsa identità che non li fa riconoscere come popolo. Sì, diciamo fra i motivi, ecco, per i quali la Sicilia, la Calabria, eccetera, ancora oggi risentono le conseguenze sia di un rapporto coloniale nord e sud, cioè che è un colonialismo ancora più insidioso di quello che si vedeva in Africa o in altri posti. Perché? Perché è un colonialismo interno, cioè abbiamo un imperialismo delle regioni del nord e degli interessi del nord che domina e schiaccia sulle regioni del sud e sulla Sicilia. Allora questo è meno riconoscibile appunto perché è all'interno di uno stesso Stato, però i meccanismi sono uguali a quella che era la conquista coloniale, che so, dell'Asia, dell'Africa, di parte del Sud America, cioè c'è uno Stato dominante che occupa e sfrutta un popolo, una nazione, un popolo, in questo caso molto vicino. E allora che cosa scatta? Scatta che c'è una fascia di popolazione più debole, più magari anche spesso la più immorale, la più emarginata. Cosa scelgono i servizi segreti inglesi in Sicilia? Scelgono che cosa? Le persone più corrotte, i delinquenti che non hanno niente da perdere, eccetera, perché si mobilitino per fare l'unità d'Italia. Poi una volta fatta l'unità d'Italia, che cosa c'è? C'è che intanto diciamo chi aveva un piccolo privilegio subito si butta sul conquistatore. Insomma, io voglio dire questo soltanto, insomma, proprio per essere breve e sintetico. Noi abbiamo avuto due grandi fenomeni sociali e dovremmo guardare un po' a fondo a questi fenomeni. Quello del latifondo, del feudo, dell'agricoltura siciliana e quello delle miniere di zolfo, no? Siamo sempre pronti a piangere sui carusi, sugli stessi lavoratori della terra, ma in effetti che cosa avviene? Avviene che diciamo, le scelte di politica economica sono tali e tante per cui la Sicilia deve diventare mercato di assorbimento di quello che si produce dal nord, mentre diciamo, la popolazione deve perdere la consapevolezza di se stesso, quindi diventa un mercato vivente di voti, proprio per un serbatoio di voti proprio per i suoi sfruttatori. E allora, inconsapevolmente, anzi cerca magari la soluzione di un piccolo problema in una società che non funziona e si fa strumentalizzare e col proprio voto dà sostegno all'oppressore e allo sfruttatore, quello che gli ha tolto la possibilità di una vita economica. L'esempio tipico fu quello delle miniere, no? In cui il proprietario e il gerente della miniera non se la prendeva con lo Stato che gli metteva una tassa per esportare lo zolfo, quindi lo metteva fuori dal mercato dello zolfo, quando lo zolfo aveva un valore proprio intrinseco, perché veniva usato come materiale bellico, nelle acciaierie per fondere l'acciaio per i cannoni e per le navi da guerra. Per prodotti, eccetera. Invece ecco che si verifica questo fenomeno, che si cerca di spremere di più il lavoratore, il povero Caruso, il povero per riprendere quei soldi, meccanismo perverso che non dava spazio. Infatti le tragedie dello zolfo, le tragedie poi del feudo, anche per l'agricoltura la stessa cosa. La Sicilia aveva un prodotto che era il grano duro, che è molto richiesto dal mercato internazionale, perché diciamo nel XIX secolo non era come oggi che c'è un intervento biologico, chimico nell'agricoltura, no? Prevalevano le leggi di natura. Allora il grano duro l'avevamo noi in Sicilia soprattutto e in parte nel sud, il grano tenero lo avevano nel nord. Ora il grano tenero veniva protetto dalla dogana per evitare che il grano a basso costo arrivasse in Sicilia e nel meridione, mentre il grano duro veniva penalizzato, non si poteva esportare perché bisognava darlo alle industrie molitorie del nord. Allora si creava una subordinazione che era coloniale, che era sociale, perché il povero diventava sempre più povero nel sud
In tempi recenti hanno fatto con le arance dell'AIMA che venivano date alla Parmalat per fare i succhi di frutta a un prezzo AIMA, ovviamente. È un fenomeno questo una che si ripete, certo. perché la classe dirigente, intanto non c'è una classe dirigente in Sicilia, ma una classe pseudo-dirigente che è asservita agli interessi del Nord, che apparentemente fa gli interessi diciamo delle categorie associate, ma soltanto apparentemente, perché in effetti non c'è una strategia per l'economia siciliana. Possiamo dire che la situazione della Sicilia è la stessa di mutatis mutandis, fa, di 50 anni fa, di 30 anni fa, il tipo di sfruttamento è uguale. Cioè il rapporto coloniale non è stato intaccato, Ora, com'è possibile questo? È possibile perché c'è una fascia di ascarismo, una fascia di collaborazionisti, una fascia di parassiti che proprio da questa povertà della Sicilia, da questo immiserimento, perché la Sicilia, grazie a Dio, non è stata mai povera, ma è stata immiserita dalle scelte politiche, dalle scelte economiche, eccetera, che ci sono state, quindi grazie all'immiserimento della politica loro fanno carriera. Certamente, se qui avessimo avuto delle grandi industrie rispettose dell'ambiente, non le industrie che nel nord non volevano perché erano inquinate e le mandavano qui a distruggere anche le nostre ricchezze naturali, ma se noi avessimo avuto delle industrie che avessero cavalcato la trasformazione industriale come la avevamo prima dell'unità d'Italia, il 37% della popolazione era impiegato nell'industria, mentre nel nord non avevano la densità industriale che c'è oggi o che c'era nel meridione e in Sicilia. Nel nord avevano un'economia più povera della nostra e infatti l'emigrazione per il nuovo mondo avveniva dal settentrione. I siciliani conosceranno la diaspora, conosceranno l'emigrazione solo dopo il 1860, cioè dopo che la Sicilia viene occupata e entra a fare parte del Regno d'Italia. E diciamo paragoni se ne possono portare a migliaia, però ecco, diciamo piuttosto che piangerci addosso dobbiamo trovare il modo per ribaltare questa situazione, per prendere intanto coscienza di quella che è l'attuale situazione, perché se noi anche continuiamo a leggere quello che dicono i giornali del nord, quello che dicono i politici del nord, eccetera, noi non risolveremo mai i nostri problemi. Dobbiamo certamente seguire quello che fanno al nord come elemento di valutazione, ma dobbiamo avere una strategia per l'economia siciliana, perché se no non affronteremo i problemi scaturenti dalla globalizzazione. Ci troveremo sempre in mezzo a scelte di politica economica, di politica estera, scelte sociali anche, contro gli interessi della Sicilia, perché diciamolo francamente, avere creato un'amministrazione pubblica elefantiaca in Sicilia, che non fosse al servizio del popolo siciliano, ma che è stata ed è tutta al servizio dei partiti italiani, dei sindacati, delle lottizzazioni di potere, eccetera, non è stato un bene per la Sicilia, perché tanti posti di pubblico impiego inutili, tanti favori, tanti favoritismo, tanto clientelismo inutile, tante piccole sovvenzioni non hanno fatto un'economia siciliana. E oggi se non c'è una strategia per l'economia siciliana non abbiamo dove andare. E alla base però dell'economia siciliana ci vuole una cosa semplice, che è avere il coraggio di essere siciliani, avere la consapevolezza di essere siciliani. Se noi faremo questo salto di qualità, se noi faremo questa piccola rivoluzione culturale, potremmo affrontare i problemi di oggi e i problemi del nostro immediato futuro e anziché essere un esempio di parassitismo e di assistenzialismo saremo, come lo siamo stati nel passato, un esempio di produttività, di lavoro, di avanzamento per noi e per gli altri popoli, perché noi non guardiamo in modo egoistico il progresso e l'avvenire del popolo siciliano, noi lo vogliamo inserito in un processo generale di collaborazione, ripeto, di abbraccio con tutti gli altri popoli del mondo. Grazie.